Giovanni Del Ben, medico forense fresco dimissionario del Consiglio Comunale di Pordenone. Prego. Ok, ma adesso siamo a Telepordenone. Sì. Ben trovati. Tra le richieste che vengono fatte al medico forense ci sono quelle riguardanti eventi avversi che avvengono in sala parto, relativi quindi alla donna o al bambino. Per quanto è a mia conoscenza, per fortuna, sono anni che questi aspetti non sono più nella cronaca nera del Friuli Venezia Giulia e, a quanto mi risulta, neanche del Veneto orientale. Ma forse è, per fortuna, non è quello che si deve dire, ma è un effetto della qualità tecnica, strutturale, tecnologica e organizzativa delle ostetrici e dei punti nascita. Infatti tutte queste strutture possiedono i requisiti di legge per essere autorizzati a fare questa attività ed è proprio la tassatività di questi requisiti che dà la sicurezza per il bambino e per la madre. In questi ultimi tempi però i giornali parlano di chiusure di punti nascita, ma chiediamoci, è successo qualcosa? Prima di tutto negli ultimi 5 anni abbiamo un trend di meno 15% di nati e questo è un trend che non gira. L'altra parte è che sotto i 500 nati per ogni anno bisogna chiudere una certa struttura, perché per essere economicamente convenienti bisogna andare almeno verso 1000. E allora proprio questo, pensare che questo sistema deve avere anche la propria sua convenienza, diciamo che le chiusure di questi punti nascita hanno come centro, come nocciolo della questione, l'aspetto economico. Applicando quindi i costi standard, noi sappiamo che un parto dovrebbe avere come rimborso intorno ai 2.500 euro. Considerando i costi bisogna arrivare fra 500 e 1000 almeno per avere un bilancio economico. Non dimentichiamo assolutamente che per il Friuli Venezia Giulia sono attivi 2 sistemi di sicurezza anche per le urgenze. Uno è lo STAM, trasporto assistito della madre con parto a rischio, verso i centri di riferimento che sono Udine e il Burlo di Trieste, e questi stessi 2 centri, Udine e Trieste, gestiscono lo STEN, che vuol dire servizio trasporto delle emergenze neonatali. Con quest'ultimo servizio lo specialista di patologia neonatale si prende direttamente carico del neonato entro la prima ora dalla nascita, proprio presso uno dei qualsiasi punti nascita della regione. I centri sono 2, ma sono presenti ovunque. Questo è importante perché da noi già oggi si può nascere in sicurezza e sicuramente si è felici, il neonato e noi, di vedere l'immagine che avevamo. No, perché io ho visto l'immagine, Bellissima. mio nipote Jacopo, adesso ha 2 anni, ma quando era nato era così, aveva il suo cappello, ma dormiva così. L'ho visto prima, lì ho detto, questo è mio nipote Jacopo, bellissimo, è una foto bellissima, se non è lui dico, però è così insomma i bambini, alcuni. Grazie, grazie veramente al nostro Giovanni Del Ben, medico